Buonasera amici di Sportissili, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la prima giornata della Coppa Trinagria che finalmente fa il suo inizio con il match che vedrà affrontarsi Palermo Futsal Club e Real Termini. Lorenzo Chinnici, adesso Vivarelli può puntare, le finte, va sul destro, lo salta, Vivarelli in mezzo, Catania! Si divora questo gol, ma Vivarelli cerca il passaggio ma sbaglia, Cassar lo insegue Chinnici, non lo ferma, poi avanza e calcio da fuori, deviazione di La Fiura e vantaggio del Real Termini con Valerio Lo Monaco, poi l'esultanza con la panchina. Le finte di Cassar, lo ferma La Fiura, poi conclusione da fuori tentata da Giardina. Catania, doppio passo, rientra. Adesso Chinnici, c'è l'inserimento ancora di Catania dentro la di rigore, ma lui può andare dalla Fiura. Vediamo le finte, cambia tutto. Vivarelli, guarda la volta. Vivarelli! Eccolo! Luca Vivarelli! Cambia numero, ma non il piede. Fa 1-1. Pressione di La Fiura, lo aiuta anche Vivarelli, ruba la palla alla Fiura, grande qui il lavoro, poi calcio con la punta! E se soltanto avesse fatto qualche passo avrebbe notato Francesco Catania sulla sinistra. Adesso domino, sfida Vivarelli, non lo salta, poi Catania, Vivarelli in scivolata, si continua, tutto regolare, Catania apre per La Fiura, guarda la porta, La Fiura! Pito La Fiura, anche lui cambia numero ma non cambia i suoi gol col sinistro, lo mette un po' lontano ed è 2-1 il risultato. Aveva tutti i metri davanti per poter concludere in porta, se l'è divorato questa volta. Chinnici può allargare, Vivarelli l'aggancio, Vivarelli! E doppietta personale, magia ancora di Lorenzo Chinnici che confeziona l'ennesimo assist della sua stagione. Vediamo chi si riscalda, Cirafici, poi conclusione da fuori in deviazione e poi Giuliano la tocca, quel poco che basta. Largo da Leto, l'inserimento di Gennaro, Leto va tutto solo, poi viene rubata la palla, Cortese, lotta ancora Cirafici per Gennaro! La tocca benissimo! Magia di Gabriele Gennaro, ma che palla di Gabriele Cirafici, 4-1 il risultato. Domino, tacco, Cassar va verso il centro del campo, lotta con Gennaro che recupera un grande pallone, poi Chinnici sempre Gennaro la con la sola, Gennaro guarda la porta, Gennaro! Sotto le gambe, doppietta per l'attaccante con la maglia 24 che si sblocca definitivamente in Coppa, poi Chinnici fa verso la telecamera il numero 3, probabilmente sono il numero dei suoi assist. Alla centrale a cercare Cassar, si gira molto bene Lo Monaco, guarda la porta, ci prova e Giuliano risponde in spaccata, poi Giardina fa un grande lavoro, adesso mentalmente sembra un'altra squadra, poi Giuliano cosa ha preso? Poi due volte, questa volta non può nulla il portiere rosanero, Cassar dove il gol del 5-2. Poi conclusione perfetta di Giardina, fa 5-3 esultanza con la panchina, adesso riapre veramente questa gara, poi la esultanza anche del capitano Domino, 5-3, non può nulla Giuliano. Monaco, le finte, rientra come sempre, poi imbucata e la tocca Vivarelli che anticipa anche Giuliano e poi si divora questo contropiede perché si allunga molto ma la palla, poi Giardina, ancora palla in mezzo e poi esterno della rete per Domino. Lo Monaco, buona qui la sua giocata col sinistro, buca Giuliano ed è 5-4, l'ha ripresa decisamente il Real Termini. Domino entra molto bene dentro poi conclusione di Giardina, ha fatto una grande giocata verso l'interno del campo qui Domino, Barelli all'esterno, quindi rimorchio quasi chiaramente Lopez. Chinnici, schema Gennaro, la tocca a Scialabba, le fate per rimasto giù Vivarelli, ma tutto regolare, fuori un giocatore difensivo, dentro uno più offensivo, poi palla ancora dentro per Lo Monaco, il polo, si salva il Palermo Futsal Club adesso, Gennaro, c'è Vivarelli, non lo serve, Gennaro avanza, apparecchia per Vivarelli, guarda la porta, Vivarelli secondo palo, poi chiude ancora Vivarelli in mezzo, tutto regolare, si continua. Chinnici, contropiede, un 3 contro 2, Chinnici, apparecchia, Vivarelli, guarda la porta, Vivarelli, metti in mezzo, Gennaro! Tripletta di Gabriele Gennaro, che poi esulta con i compagni e fa 6-4 nel momento più complicato di questa partita, risponde lui con questa tripletta personale e poi chiama anche il cambio. Lo schema
che può essere fruttoso chiaramente. Poi tanto palla in mezzo, e infatti lo è subito per il Real Termini con lo Monaco che fa 6-5, ha trovato lo spiraglio, il quinto. Chinnici imbuca Catania, guarda la porta Catania, salta in portiere ancora Catania! Catania! Ancora lui, salta sempre in portiere e fa 7-5 al minuto 55, 37 secondi. Ha provato qui il neoentrato Carcasola con il suo primo tiro della partita, poi conclusione di Costa, deviazione ancora e poi Vivarelli su Cortese, poi cerca porta con il destro, Vivarelli con il destro, non è il suo piede ma va bene lo stesso, esultanza con i compagni ed è 8-5 per Luca Vivarelli che fa tripletta personale e adesso è tornato il classe 2001, mette alle spalle anche l'infortunio dello scorso anno, fa gol con il piede debole da centrocampo, non un tiro irresistibile chiaramente, ma senza il portiere, tutto proprio facile e comunque 8-5. Con questa azione termina anche la partita, vittoria per il Palermo Futsal Club che continua la sua marcia in questa stagione, rimane quindi imbattuto.